Stiamo per arrivare in uno dei posti che restano ancora intatti, dove i minatori italiani arrivavano nel 1947, tra i quali anche mio padre. Vi faccio vedere dove ha abitato per diversi mesi assieme ai compagni di lavoro, dopo aver lasciato l'Italia, un paese pieno di sole, caldo, è venuto qui nel grigio, nella tristezza, e venivano a lavorare in delle condizioni inumane, però era il dopoguerra e si accettava tutto. Il maggior numero erano italiani che lavoravano nelle miniere, c'erano pure magari dei polacchi, dei russi, praticamente dei prigionieri che lavoravano nelle miniere. Cinque denari. Buono, pure quello. Prendete 3, 6, no? Sì, eh? Giocate? Sì, subito. Tocca a me. Sì. 5 di bastone giocavano. 4 di denari. Io piglio un 4, Va bene, allora a me non mi resta mai niente. Bonjour docteur. Bonjour. Comment va papa? Aujourd'hui ça va. C'est un monsieur qui souffre du cœur d'une façon très importante. Hein. On passe encore quelqu'un de pas bien solide. Hein. Oui. Pour son âge, il tient le coup. Sono nato a Mammola, provincia di Reggio Calabria, in una campagna chiamata Salicia. Passai la mia infanzia lì perché faccio parte di una famiglia di 9 fratelli e 3 sorelle, nei quali io sono il più giovane e ho fatto 86 anni ieri, 14 luglio. La mia famiglia era la famiglia più ricca di bestiame del mio paese. Aveva 18 pastori mio padre. Hanno trovato un morto in una campagna, solo perché uno disse: i pastori di città pascolavano in quei paraggi. Il maresciallo Mucilli, perché l'aveva con uno dei miei fratelli, ci ha arrestato a tutti. E con la legge mussoliniana ci hanno condannati per quello che dicevano i verbali del maresciallo. Dopo condannati noi, si è scoperto che l'ha ucciso. I migliori 20 anni, 22, 23 della mia vita furono tagliati a pezzettini. Miniera, guerra e galera sono tagliati a pezzettini. Però bisogna anche dire che l'Italia non che ci ha mandati via, non aveva dove metterci e fu obbligata a darci al Belgio per lavorare in miniera, perché io ho 13 anni, 6 mesi e 20 giorni di miniera, ma 12 anni lavoro di notti. Quando la natura vi invita a dormire, voi dovete andare a lavorare. 50 anni passati che sono qui e questi sono giunti dopo, fra i quali Domenico Giovinazzo, il primo che ha conosciuto me. Io non saprei come ringraziare la sua famiglia e a lui personalmente, e la zia Carmelina che ci ha dato da mangiare a tutti. Finalmente la zia Carmelina. E la zia Carmelina, non dimenticare. È stata una grandissima donna. Mia moglie era una bambina, ma veramente una bambinella, però aveva la portata già di una ragazza sviluppata. Non te l'ho chiesto mai? Vorrei sapere dove hai conosciuto la prima volta papà. Io papà l'ho conosciuto, la prima volta l'ho conosciuto in campagna. Che anni allora avevi? avevo 14 anni. Ma a te ti piaceva lui, no? Sì, non era Era un ragazzo, un bel ragazzo. Sì, era pure un bel ragazzo. Allora io, con questa faccia tosta, ci ho detto: perché se ti manda qualcuno per sposarti, non ti devi sposare, che tu un giorno l'altro ti sposi con me. Ci ho detto no, e non mi voglio fidanzare, che ancora sono piccola. Mi guardavo, si è fatta rossa come un pomodoro. Siamo stati un anno fidanzati così, e poi a 15 anni mi ho sposata, il 22. 15 anni. Il 15 agosto del 35 mi sono sposata. E infatti
il 22 agosto del E poi, 36 ecco, sono nata io ecco, dopo. il 22 agosto, sì, dopo, sono stata Dopo un 3 anno. mesi, dopo un anno sei nata tu. E poi Benito, è nato il 39, 39. sì, 6 aprile del 39. Poi Dopo Alfredo, Alfredo è nato, e poi Poi Rosetta, e Salvatore è nato il 27 di Di settembre del 46. Me, come Ida e Benito, non se ne fanno più figli al mondo. Di quando erano bambini sono stato sempre una donna e un uomo. Gli altri certo erano più piccoli, ma quando arrivarono all'età mi sono stati anche loro di aiuto. Mi sono fiero dei miei figli. Sono proprio fiero. quale anno era quando abbiamo lasciato Mammola noi per emigrare in Belgio? Era il 1956. 56, 9 anni 9 anni. siamo stati senza Sì, di lui. sì. Veramente appena siamo arrivati eravamo un po', come si dice, disorientati, per abituarci ci è voluto un po'. Io ero la più grandicella dei miei allora, adesso almeno c'hai la soddisfazione di vederli tutti grandi, sposati e poi sì, i nipoti. nipotine pure, che mi vogliono bene tutti i nipotini. Vedi? Non hai nessun rimpianto di questo? No. Ci abbiamo voluto sempre bene. E allora Come ce ne papà. vogliamo fino ad oggi, ringraziamo a Dio, e ce ne voglio ancora fino a che Dio ci lascia.